promemoria, può essere utile a tanti questa informazione, molti sono curiosi di questa cosa. Allora, siccome ho dormito da Alessia e il CP è da mia mamma, perché stiamo partendo per Barcellona, qui il camper è rimasto tutto spento, senza il riscaldamento ovviamente, ok? Non andiamo sotto zero. E quindi ho potuto scoprire quanto veramente mi consuma il frigo a compressore durante tutta una notte. Premettiamo però che è un 174 litri, non è, ok, quindi ha molto di più da raffreddare. E 31 ampere durante una notte, quindi non 50 ampere ma 31. Aspetta, bisogna dire le cose dette bene. Allora, per una notte si intende dalle... cos'era? Alle 9 di sera, 9 e mezza, alle 7 e mezza del mattino. No, conteggio sbagliato, perché c'era tutti gli antifurti accesi con le telecamere e tutto, il router e un'altra roba, un power bank a caricare. Quindi niente, neanche stavolta so dirti con precisione quanto consuma un frigo a compressore d'inverno, perché d'estate chi se ne frega sui pannelli che caricano, è d'inverno che interessa a noi. Scassinamento di palle del pampino inibito con dispositivo informatico, chiamasi tablet. Intanto mi faccio il caffè e partiamo. Purtroppo ragazzo, siccome il bambino a scuola, siamo obbligati a prendere autostrada, e l'autostrada da Venezia, diciamo, ai confini a Genova, è estremamente brutta, noiosa. Pensa a Giacomo che da Pampino ti rifatti i compiti nella scrivania in corsa, cioè sono tipo 6 ore di noia estrema. Evaporion. Restaurant Le Outgrill, e seria l'autogrill. Guardate qua, cretini che non rispettate i limiti di velocità, ma soprattutto le distanze di sicurezza. 4 macchine che si sono tamponate e tipo una cinquantina di chilometri. Veramente una coda infinita. Mi dà fastidio sta roba, perché ogni volta che io provo a tenere un po' di distanza di sicurezza tutti mi sorpassano e mi frenano nel muso e me la annientano di continuo, e dopo è un attimo ragazzi, è un attimo, e fai perdere la giornata alle persone. Memo, perché avevo lanciato il discorso dei consumi di pulming eccetera. Allora, dal pienazzo che abbiamo fatto in Slovenia ci siamo fermati più o meno a Genova, anzi eravamo praticamente a Genova, e abbiamo buttato dentro 25 euro, il gasolio era 1,80 euro, giusto per elencarti un po' le spese che potresti sostenere se ai miei consumi. La velocità media è sempre stata di 70-80 km orari, non ho mai, ogni tanto i 90, ma la media 70-80. Siete le comiche, cazzo, quando in coda fate la treccia, quelli da sinistra vanno a destra, quelli di destra vanno a sinistra, cioè arrivateci Dio caro che se c'è coda l'uscita è una, cioè non è che c'è come si dice un restringimento di carreggiate, allora passo io o passi tu, no, andiamo avanti tutti uguali, prima uno dopo l'altro, ma lasciamo, hai capito? No, non ha senso andare a destra e sinistra come un pimpinotto, porca miseria. Comunque, un'altra roba che vorrei dire, e questo è un secondo ringraziamento a quelli che devono correre come stupidi, grazie a tutti i vostri incidenti, praticamente è notte e siamo ancora in Italia. Cioè, un disastro i soldi spesi di autostrada per il cazzo. Cioè, andavamo nelle strade normali e se non c'erano incidenti nelle strade normali arrivavamo prima. 3 incidenti e 2 lavori in corso. Porca troia. Dio van life, chissà quanti miliardi di youtuber hanno fatto sta strada qua. Siamo quasi arrivati in Francia ragazzi. Ecco qua, 3, 2, 1, è questo! Non è questo! No, sì. È quel cartello là allora! Porco cane, ma mettetevi d'accordo! No, dai! Questo! Italian Anti-Straken, dentro sta galleria! Oh, occhio! Giacomo, 3, 2, 1, buona Francia! A Giacomo non gliene sbatte un cazzo, sostanzialmente tanto quanto me ne frega a me del Capodanno, per intenderci. E grazie al vostro guidare come disperati ci ho messo 14 ore ad arrivare, 14 ore di guida, sti cazzi.
Non rispondono al telefono, proviamo a sto paradiso du camper. Io credo che un campeggio debba essere aperto H24 per farti entrare, porca miseria. Sì, dai. No, dai. Boh, non lo so. Dalle 14 alle 19. Completo quel sesto senso che avevo. Ora che bello l'MR. Adesso, aspetta, devo muovermi piano quando registro. Adesso Alessia ha la fissa che è pericoloso dormire in libera, per carità lo è di sicuro quando dormi negli autogrill in autostrada, però ho visto vari camper lungo le spiagge. Vabbè, adesso vediamo che fare. Io ho già guidato 14 ore, non volevo guidarne tante altre. Beh, non vedi niente, ci sono tutte le aree camper strapiene, siamo praticamente davanti all'area camper stra full, ci sono tipo altri 30 camper fuori e quindi stiamo qui. Potevamo andare in riva al mare, ma va bene così, dai. Non succederà più che torni alle